Buongiorno da Focus TG, una notizia di apertura che riguarda Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin. Sarà breve, in breve tempo ci sarà l'estradizione perché c'è stato il sì della magistratura tedesca, vedete il titolo del Gazzettino, hanno dato via libera, tornerà con un volo di linea, la pista della premeditazione, si è pianificato l'omicidio, scatta l'ergastolo. E poi spunta un nuovo video, l'auto a Fossò con i ragazzi a bordo, Filippo e quei 90 secondi per decidere due destini. Nella punto nero le tracce fondamentali con analisi dei RIS quando tornerà in Italia. Ci collegheremo tra poco con Valentina Visentin da Dolo perché avremo un'intervista con l'avvocato della famiglia Turetta, Emanuele Compagno, e poi andremo invece a Fossò nella via del brutale pestaggio cui è stata sottoposta questa povera ragazza dall'ex fidanzato, presa a calci e pugni, prima era stata accoltellata, poi è stata finita, un'agonia che è durata 22 minuti. Ma la notizia del giorno è appunto l'estradizione concessa dai magistrati tedeschi. Sentiamo il servizio di Valentina Visentin. Filippo Turetta potrebbe essere consegnato all'Italia in alcuni giorni. L'indiscrezione trapela dalla Procura Generale di Naumburg, competente per il territorio, in cui il 22enne di Torreglia è stato arrestato all'alba di domenica scorsa. La richiesta di consegna all'Italia di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin è arrivata proprio ieri alla Corte d'Appello di Naumburg, il massimo tribunale della regione tedesca della Sassonia-Anhalt, incaricato di decidere sul trasferimento alle autorità italiane del giovane. E questo significa che l'estradizione potrebbe avvenire in tempi rapidi. Una data precisa ancora non c'è, ma se la Procura Generale accoglierà la richiesta, il 22enne potrebbe essere trasferito in Italia in pochi giorni. Nel frattempo, Filippo Turetta si trova in una cella in isolamento nel carcere di Halle. Le autorità tedesche hanno spiegato che si tratta di una modalità di detenzione consueta per i detenuti in custodia cautelare in Germania. Il carcere di Halle si trova nella città della Sassonia di Anhalt ed è detto il Bue Rosso. È noto per il suo famigerato passato, soprattutto durante il periodo nazista e poi comunista. E adesso ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin da Dolo e in compagnia dell'avvocato della famiglia Turetta, Emanuele Compagno. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, perché ovviamente quello che avete appena sentito nel nostro servizio è in questi istanti un po' superato, perché la procura tedesca ha detto che si tratta di un atto superfluo perché Filippo Turetta ha accettato la procedura semplificata, ha accettato l'estradizione, quindi avvocato Compagno, i tempi si riducono notevolmente. Quando secondo lei il suo assistito dovrebbe ritornare in Italia? Questo non ve lo so dire, nel senso che io non conosco le tempistiche poi della Germania. Ovviamente per noi questo è un caso che ha una corsia preferenziale da tutti i media, eccetera. Lì invece è un caso probabilmente normale, quindi probabilmente la tempistica sarà quella di legge, non ci saranno particolari accelerazioni, anche se può essere che sia accelerata, quindi a oggi io non ho nessuna possibilità di dire quando lui tornerà. E lei ha avuto modo di confrontarsi con l'avvocato d'ufficio tedesco che è stato assegnato a Filippo. Sembra che Filippo Turetta, appena arrestato, abbia detto: ho ucciso la mia ragazza, il che questo è un altro particolare che fa capire che insomma come non avesse accettato la fine della storia con Giulia Cecchettin. No, non lo so, questo non mi è stato detto, non mi è stato confermato da nessuno e queste sono indiscrezioni di stampa, però non ho conferme in questa direzione. Al momento l'avvocato tedesco cosa le ha detto, cosa le ha riferito? Ma per lui è un caso come tanti, cioè un MAE, anche se ha un'importanza mediatica rilevante, però dal punto di vista poi procedurale e processuale viene trattato come gli altri casi, quindi di fatto c'è stata un'udienza veloce, che è l'udienza di MAE, tra l'altro sul precedente, da quello che mi risulta, capo di imputazione, nella quale lui ha dichiarato che accetta l'estradizione e nulla più.
più, perché nulla più è previsto in quell'udienza, non si discute del merito, dei fatti, eccetera. C'è sicuramente una relazione che descrive la motivazione per la quale lo si vuole portare in Italia, però la persona non è chiamata in quella sede, non viene interrogata sul merito della vicenda. Senta, stanno emergendo nuovi particolari. In macchina di Filippo oltre alle tracce di sangue, sarebbero stati ritrovati un paio di guanti, un coltello, un cellulare, forse una SIM straniera, quindi per eventualmente prendere contatti, ma soprattutto anche 300 euro in contanti. Sembra sempre più prendere piede ovviamente la premeditazione, un'ipotesi che viene ormai discussa da giorni per Filippo Turetta. Non lo so se questi elementi siano tali da determinare la premeditazione. Anche qua io mi attengo a quelli che sono gli atti ufficiali, non faccio ipotesi che possano portare o meno a una conferma, perché non sarebbe né professionale né umanamente giusto da parte mia che mi metta a ipotizzare cose che non ho mai visto, non conosco, e soprattutto sono questioni prettamente tecniche che competono alla Procura in questo caso. La Procura fa le sue valutazioni e al momento questo tipo di ipotesi non c'è. Probabilmente la Procura ha degli elementi significativi in mano per escluderla. Le chiedo un'ultima cosa, avvocato, alla luce anche di quello che il papà di Filippo Turetta ci ha detto domenica sera quando è sceso dalla sua abitazione per parlare con i giornalisti. Lui ha ripetuto: non so cosa sia accaduto a mio figlio, secondo me gli è esploso qualcosa nella testa. Lei potrebbe richiedere eventualmente una perizia psichiatrica quando il ragazzo tornerà in Italia? Come vi ho detto più volte, io sono un difensore d'ufficio che non ho mai visto Filippo, per cui non so Filippo e ne ho mai parlato con lui, non lo conosco, quindi non posso dire nulla. Ovviamente penso che una verifica possa esserci tra le varie ipotesi da valutare. Tutto questo è ancora tutto da valutare, ancora tutto da verificare. Al momento io non sono in grado né di smentire né di confermare questa possibilità. Direttore, se hai qualche domanda per l'avvocato Compagno, altrimenti restituisco la linea allo studio. No, grazie Valentina. Volevo invece dire all'avvocato Compagno che così da vecchio cronista trovo che stia facendo un ottimo lavoro, che la famiglia Turetta sia stata fortunata ad avere un avvocato d'ufficio di questo livello professionale, perché non sempre accade che si sia, da questo punto di vista, ci si ritrovi nella migliore delle condizioni. Grazie molte Valentina e grazie all'avvocato Compagno, grazie molte, grazie. È un lavoro difficilissimo, delicato per gli avvocati difensori in queste circostanze. Intanto ci sarà una folla enorme, è facile prevederlo, a Saunara quando si celebreranno i funerali di Giulia Cecchettin. Come vi abbiamo detto anche ieri, sono state esposte intanto delle gigantografie di Giulia in altalena, una bella immagine di questa giovane ragazza sorridente nel pieno dei suoi anni davanti al comune, al municipio di Vigonovo e a quello di Saunara. Vediamo. Il volto dolce di Giulia che guarda verso l'orizzonte, la spensieratezza dei suoi 20 anni mentre si dondola leggera, è l'immagine scelta dalla famiglia Cecchettin per la gigantografia che è stata affissa davanti al municipio di Vigonovo, il paese dove viveva la 22enne, e a Saunara sulla facciata della biblioteca pubblica. A Saunara, nella chiesa di San Martino, saranno celebrati i funerali di Giulia non appena verrà dato il nulla osta dopo l'autopsia. Una parrocchia, quella di San Martino, a cui la famiglia Cecchettin era molto legata, come spiega la sindaca Michela Lazzaro. Noi amiamo Giulia, l'amiamo, gli vogliamo bene la sua famiglia. La conoscevamo perché Giulia è cresciuta qui a Saunara, ha frequentato le scuole, ha frequentato la parrocchia, era molto attiva come tutta la sua famiglia, conoscevamo molto bene la mamma Monica e quindi il desiderio appunto era quello di fare il funerale qui a Saunara. Noi siamo pronti ad accogliere
questo ultimo saluto che tutta la comunità, non solo saonarese immagino, perché credo che sarà un funerale molto partecipato, siamo pronti ad accogliere Giulia qui e darle l'ultimo saluto. A presiedere la cerimonia funebre il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, insieme a Don Francesco Monetti, parroco di Saonara. Giulia poi riposerà nel cimitero del paese accanto a mamma Monica, scomparsa un anno fa, a cui era molto legata, come si vede nella foto che le ritrae quando Giulia era bambina. La gigantografia di Giulia verrà esposta fino a fine mese, ha detto il sindaco di Vigonovo Luca Martello. Da parte dei sindaci di questi comuni è forte la volontà di portare avanti azioni concrete di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non solo in occasione del 25 novembre. Noi per esempio già qui a Saonara venerdì avevamo in mente di organizzare una serata dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne. Ma ne faremo ancora di più, perché comunque bisogna dare un segnale forte che, come ho visto, sta partendo già dalle istituzioni, abbiamo visto, ma che spero scuota anche le coscienze anche di noi genitori, di noi adulti, e dobbiamo un po' aprire gli occhi nei confronti dei nostri figli. Il monito arriva soprattutto da quello sguardo dolce di Giulia, che in quella gigantografia sembra guardare al suo futuro, un futuro che le è stato negato e tolto in modo barbaro. Filippo Turetta quindi sarà qui a giorni, ha consentito per la seconda volta l'estradizione, è una formalità che in caso di invece un no da parte dell'imputato allunga i tempi, ma l'estradizione, dati i rapporti con la Germania, sarebbe stata comunque rapida. Una volta qui in Italia dovrà rispondere di accuse gravissime, cioè omicidio volontario con eventuale aggravante della premeditazione, cosa che potrebbe farlo condannare all'ergastolo, e anche di sequestro di persona. C'è stata un'enorme partecipazione di tutto il paese dopo 105 femminicidi, questa è la 105esima vittima, Giulia Cecchettin, forse perché si era arrivati proprio a un livello di saturazione da femminicidio e quindi una rivolta popolare anche per quanto riguarda l'età di questa ragazza, 22 anni, non coppie che si separano, che hanno 30-40 anni come siamo soliti dire quando ci sono queste tragedie, ma due ragazzi giovani, uno dei quali che diventa improvvisamente da bravo ragazzo a mostro, si procura a quanto sembra nastro isolante per tapparle la bocca, coltelli e quant'altro perché probabilmente prevedeva di troncarle la vita nel caso non avesse accettato le sue proposte di tornare con lui e anche di non laurearsi, che è la cosa più ignobile che si possa chiedere a una laureanda. E ovviamente quindi tante iniziative fiaccolate, la marcia l'altra sera a Padova, 15.000 persone, e poi il silenzio nelle scuole, che poi è diventato anche non un minuto di silenzio ma un minuto di rumore. Sentiamo Marta Marangoni. Un minuto di silenzio nelle scuole italiane, come chiesto dal ministro Valditara, o un minuto di rumore, come fatto in diversi licei dopo l'appello della sorella di Giulia, Elena, e la manifestazione degli studenti ieri sera a Padova. L'omicidio di Giulia Cecchettin sta scuotendo l'opinione pubblica, suscitando dolore, rabbia ed una riflessione profonda sul tema della violenza di genere, a partire dalla scuola. Bisogna più lavorare sulla prevenzione, perché è un problema di cultura. E l'importanza di formare ed educare i ragazzi all'affettività, alla cultura del rispetto è ormai un'urgenza del sistema educativo, a partire fin dall'infanzia. Si parlava della scuola dell'infanzia, sì, perché essendo una questione di cultura bisogna far sì che i nostri bambini sappiano quale sia la cultura del rispetto, che la donna è uguale all'uomo, che l'amore, la fiducia, si cresce assieme nel rispetto e nel riconoscere l'altro qualcosa di diverso da se stessi, e quindi non da dominare, ma anzi da una persona con cui condividere e lasciare andare quando è il momento di lasciare andare. E non ha dubbi la direttrice dell'ufficio scolastico provinciale sull'educazione all'affettività nelle scuole.
è vero, si dice, la famiglia, in questi casi l'educazione sessuale, l'affettività deve essere la famiglia a dare la propria impronta. Ben venga, però purtroppo oggi affidiamo spesso i nostri figli ai social, le famiglie, vuoi per mancanza di tempo, per una sensibilità particolare, vuoi perché certi argomenti suscitano imbarazzo, magari si tralascia, ecco, questo tipo di educazione che allora a questo punto o lasciamo alla scuola o lasciamo ai social, non c'è alternativa. Lasciamo la scuola oppure non c'è alternativa a tante iniziative anche del ministro Valditara, del ministro dell'istruzione e poi dello stesso ministro Carlo Nordio, ministro della giustizia. Stamattina abbiamo sentito una conferenza stampa anche del ministro della cultura San Giuliano che ha annunciato che ci saranno dei finanziamenti per le televisioni e le produzioni cinematografiche che produrranno dei lavori sulla violenza alle donne, no? Dei lavori che riguardino la violenza alle donne, che riguardino la sensibilizzazione dei giovani, quindi ci saranno dei finanziamenti per chi agirà anche nel settore dei media. Ma adesso andiamo subito a Fossò, nel luogo della tragedia, là dove Giulia è stata inseguita, presa a calci e pugni dopo essere stata accoltellata. In diretta Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Vi volevo far vedere che proprio qui sul punto in cui sono state trovate le macchie di sangue, nel frattempo sono stati portati questi fiori. Guardate quanti sono, ci sono anche delle candele e dei biglietti, proprio come quelli che abbiamo visto in questi giorni davanti all'abitazione di Giulia Cecchettin. E proprio questa mattina il sindaco di Vigonovo ha fatto sapere che i fiori davanti all'abitazione erano talmente tanti, fiori, biglietti, che li hanno portati dove è stata posizionata la gigantografia di Giulia, lì nel comune di Vigonovo, così come anche in quello di Saonara, ma tutti questi fiori sono stati proprio posizionati lì in accordo, ovviamente una decisione presa in accordo con la famiglia, sia per ragioni di viabilità e di fruizione, perché erano diventati talmente tanti che si sono riversati anche sulla strada e tra l'altro continuano ad arrivarne, che hanno pensato appunto sia per questo motivo che anche per averli proprio lì sotto alla gigantografia di Giulia, con questa splendida immagine di lei seduta su un'altalena, fosse la decisione migliore. Quindi un po' sono stati probabilmente portati anche proprio qui dove poi Giulia, come abbiamo sentito nei servizi di ieri sera, poi ha perso i sensi qui quando è stata spinta con ferocia da Filippo Turetta, che l'aveva inseguita mentre lei cercava di fuggire, di scappare. Ecco, a proposito dei movimenti che sono stati fatti dall'auto dalla Grande Punto Nera qui in questa zona industriale di Fossò, sono emerse delle altre novità. È spuntato il video di un'altra azienda, perché dopo essere fuggito qui da Quinta Strada in zona industriale di Fossò, dove ha caricato il corpo di Giulia, che ormai non rispondeva più a nessun segnale, perché sembra che l'abbia anche provata a scuotere, a smuovere per capire se fosse ancora viva. Dopo che l'ha caricato ha iniziato a spostarsi ed è andato sulla via principale, via dell'industria, che vi facciamo vedere, che si trova alle nostre spalle, lì dove c'è lo stop che vedete. Quella è la via principale, la via parallela, solamente che invece di girare a sinistra come avrebbe dovuto fare per allontanarsi da questa zona, ha girato a destra imboccando via Settima Strada e rigirando e imboccando via Nona Strada. Sono tutte delle vie parallele di questa zona industriale e per una
seconda volta ha rifatto lo stesso tragitto. Sembrava quasi che vagasse o che cercasse di capire che cosa fare, come comportarsi. Dopodiché è stato ripreso dalle telecamere di un'altra azienda, fermo in sosta con i fari accesi per 90 secondi, dunque poco più di un minuto. È anche possibile, probabile che avesse nel frattempo incrociato l'auto di una security che stava ovviamente girando nella zona e quindi proprio anche per questo potrebbe aver deciso di fermarsi, forse per non dare troppo nell'occhio o anche per scappare. È uno dei motivi, è una delle probabilità che proprio perché si era spaventato nell'aver visto il passaggio di un altro mezzo, è proprio quello che porta a pensare che non abbia ripulito anche qui la zona dove sono state trovate le chiazze di sangue, proprio per questo, per tentare di scappare. Dopo questi 90 secondi è fuggito per le vie che abbiamo già più e più volte segnalato con i vari orari, fino a poi arrivare a Zero Branco. Avevamo visto anche noi l'immagine che avevamo pubblicato in esclusiva quella sera, intorno all'1 meno un quarto, e anche lì ci sono stati dei buchi nell'orario. Un altro dettaglio è che quando è stato fermato dalla polizia tedesca è stato trovato un altro coltello, oltre a quello trovato nel parcheggio a 150 metri dall'abitazione di Giulia, spezzato. Ne è stato trovato un altro quando la polizia tedesca l'ha fermato, però questo non ha chiazze, non ha nulla, ma di sicuro quando rientrerà in Italia sarà repertato, analizzato, così come si attende di analizzare, lo attendono i RIS, di analizzare l'auto e tutti gli effetti personali di Filippo Turetta. Dunque quello che accadrà quando lui rientrerà in Italia sarà importantissimo da capire, perché probabilmente, sempre se parlerà e se racconterà quello che è accaduto, si capirà anche che cosa è successo in quei buchi di tempo che al momento non si riescono a capire, a chiarire. Grazie per questa cronaca meticolosa dei fatti gravissimi che hanno portato all'estradizione di Filippo Turetta, fuggito in Germania. Grazie molte, a presto, buon lavoro. Tanto andiamo avanti con le polemiche, perché non mancano mai. Questi sono fatti ai quali dovrebbe seguire un composto silenzio di tutti, invece ci sono polemiche. Ce ne sono state anche ieri sera a Focus tra Michela Morellato, opinionista, e il consigliere regionale Andrea Zanoni, poi ne parleremo anche più tardi. Ma la vera polemica è quella tra Giorgia Meloni e Lily Gruber. Lily Gruber, durante un suo programma, ha detto che la Meloni era espressione della cultura patriarcale, ha fatto l'esempio del presidente del Consiglio, accusando il centrodestra di atteggiamenti maschilisti. La Meloni ha risposto subito con una foto in cui la si vede insieme a sua nonna, a sua sorella, una sua nipotina, tutte donne, no? Per smentire questa definizione. E Lily Gruber ieri sera si è difesa con un programma intitolato Giorgia Meloni allergica alla libera stampa, cioè voglio dire, Giorgia Meloni potrà pur replicare a chi le dà della maschilista, come chiunque di noi è in grado e ha diritto di replicare. Comunque ha chiesto soccorso a Mario Secchi, che era stato tra l'altro capo ufficio stampa di Giorgia Meloni. Sentiamo cosa ha detto Secchi. Sentiamo. Commissione editoria. Senti Mario Secchi, ma tu non sei mai stato convocato da questa commissione editoria per i titoli, i pezzi che fate su Libero? Attendo con impazienza di essere convocato, non vedo l'ora. Andiamo insieme allora, Mario Secchi. ma sul via. Ma Mario, ti posso dire una cosa? Quando Libero titolava sulla Raggi patata bollente, ti ha mai convocato qualcuno? Quando scriveva in prima pagina Murgia, come lei che la chiamava, me perché non ero il cesso, Murgia, il cesso,
Murgia una strega paffutella. Però non era Secchi direttore allora. No, ho capito, però voglio era dire... Sallusti, allora, in quel momento andava... È della manifestazione che ci sarà in piazza nel fine settimana. Questo è il punto, e tu vedrai, perché purtroppo è così, si vedono tutte le tracce di questa cosa, basta unire i puntini, che sarà contro il governo e è così quello via. È quello per il quale state lavorando, ti posso dire, è quello per il quale state lavorando, e fate male, perché voi avvelenate sempre i pozzi. Allora, grande polemica ovviamente, Lili Gruber, Mario Secchi e poi Massimo Giannini, ex direttore della Stampa. Adesso andiamo subito da Christian Arboit, perché le farmacie possono diventare presidi antiviolenza. A te Christian. Proprio così, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Farmacie trevigiane, presidi per la lotta contro la violenza di genere, in giorni drammatici per il Veneto e per la cronaca, la vicenda di Giulia, della povera Giulia, che ovviamente apre un fronte di riflessioni, ma di violenza si parla spesso, forse non abbastanza, da qui l'iniziativa delle farmacie trevigiane. Qui con me c'è Maria Cama che è farmacista ed è consigliere dell'ordine dei farmacisti trevigiani e referente anche proprio per la violenza di genere, per la lotta alla violenza di genere in comune a Treviso. E da oggi le farmacie trevigiane, direttore, saranno dotate di questo materiale, sacchetti con il numero dell'emergenza, il 1522, eccolo, e anche un vademecum. Un vademecum, te lo mostro, con tutti gli indirizzi utili dove rivolgersi in caso di urgenza e necessità. Dottoressa Cama, perché questa iniziativa? Perché come farmacisti ci siamo resi conto che il problema della violenza è un problema tanto grave e solo conoscendolo forse si riesce a fare qualcosa per combatterlo. Per questo motivo ormai diversi anni fa abbiamo aderito come parte attiva al tavolo voluto dal Comune di Treviso e ci siamo attivati per realizzare dei corsi di formazione per i colleghi. Che riuscissero a individuare i segni della violenza sostanzialmente. Certamente, e intervenire. Perché conoscessero intanto la realtà della rete che c'è nel nostro territorio e poi perché fossero in grado di dare delle risposte a donne che eventualmente si dovessero rivolgere a noi nelle farmacie, perché noi siamo il primo presidio più facilmente raggiungibile dalla popolazione e quindi è facile che qualcuno, una donna che si trova in difficoltà, entri nelle nostre farmacie e ci chieda supporto magari soltanto con gli occhi, facendoci capire che c'è qualcosa che non va. Noi siamo delle sentinelle sul territorio per questo motivo, siamo dei punti di informazione. Dall'anno scorso abbiamo aderito all'iniziativa del Soroptimist, con il quale abbiamo realizzato dei sacchetti che, come diceva lei, verranno distribuiti da oggi nelle farmacie e che permetteranno di diffondere il numero 1522, che è il numero nazionale disponibile 365 giorni l'anno per chiunque subisce qualsiasi tipo di violenza. Ecco, dottoressa Cama, quindi capita che magari una donna che subisce abuso o violenza si rivolga al proprio farmacista anziché magari andare in pronto soccorso con tutto quello che ne consegue? Sì, più che rivolgersi direttamente chiedendoci aiuto, noi capiamo dalla situazione che ci troviamo davanti, perché spesso volte conosciamo le famiglie, conosciamo la realtà in cui queste donne vivono e quindi riusciamo anche a percepire che c'è qualcosa che non va. Interveniamo spiegando loro qual è la realtà della rete, quali sono le possibilità che ha di uscire da queste difficoltà. A lei personalmente è mai capitato? Lo raccontavo prima, sì, mi è successo due volte grazie al consultorio che c'è vicino alla mia farmacia sono riuscita a indirizzare queste due donne. Quindi lei è riuscita in qualche modo a entrare in sintonia con loro, con queste clienti, pazienti, ed è riuscita a indirizzarle? Sì, perché sono donne che di solito vengono sempre nella mia farmacia e che quindi hanno instaurato con me un rapporto di fiducia, per cui diciamo che si sono fidate di me e attraverso me e poi delle istituzioni che le hanno potute prendere in carico.
Grazie dottoressa. Fiducia è la parola ricorrente in questi giorni. Qui anche le rappresentanti di Soroptimist, Conegliano, Vittorio Veneto. Proprio una battuta veloce. Voi siete mobilitate da sempre contro questa piaga, perché di una piaga si tratta. Sì, il contrasto alla violenza di genere è una nostra mission, diciamo, nazionale e internazionale. E volevo sottolineare l'importanza del colore arancione, che diciamo, è stato stabilito dall'ONU come colore di speranza per un futuro migliore senza violenza. Un futuro senza violenza. E noi entriamo, direttore, in ultimissima battuta in questa farmacia. Francesca, grazie, se puoi seguirmi, perché come ti dicevo le farmacie trevigiane sono mobilitate in questa campagna e tra queste professioniste c'è anche la dottoressa Michela Zambelli. Adesso non la inquadriamo perché per questioni di privacy. La dottoressa Zambelli che aveva qualcosa da mostrarci. Dottoressa, possiamo interromperla solo qualche istante? Ci può mostrare? Siamo in diretta su Antenna 3. Ecco, la dottoressa Zambelli ha pronti tutti i sacchetti, pronta la mobilitazione. Pronti per la giornata del 24 novembre, visto che anche in questi giorni purtroppo abbiamo avuto proprio nella nostra regione dei fatti di cronaca estremamente gravi. Mi sembra giusto cercare in tutti i modi possibili di sensibilizzare su questo argomento. Quindi ricordiamo 15. Quindi richiamare il 1522 in caso di bisogno di aiuto, e questo è un messaggio per tutte le donne che appunto si sentono in qualche maniera minacciate. Grazie dottoressa Zambelli. Direttore, questa è l'iniziativa che parte dal territorio per le vittime, per le donne vittime di violenza. Con Francesca Pezzo è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, molto interessante, sicuramente tanti nostri telespettatori ne terranno conto. Una notizia dal Mattino di Padova appena arrivata: c'è stata una fuga di gas e un incendio, 2 morti a Teolo, sono madre e figlia, i vicini hanno sentito un boato in via Rialto, l'uomo trovato riverso in cucina, forse stava cercando di aprire una finestra. Ci collegheremo tra poco con Chiara Gaiani sulla... ha detto a margine della presentazione del progetto l'altro ieri di Veneto Creators. Già adesso purtroppo si sta creando quasi una narrazione attorno al caso che diventa un impoverimento di quello che la società può fare. Credo sia molto importante invece proprio ribadire il fatto che si possono fare tutte le riflessioni che si vogliono, ma la prima cosa è che certe cose non devono accadere, anche una sola è una in più. E dunque sì, è stato per me molto bello ribadirlo anche qui. Qui si parla di futuro, si parla di social e i social fanno parte della nostra società ormai. E credo che sia tutto molto collegato, bisogna imparare a stare nella società, bisogna imparare a comportarsi anche nei social. Bisogna fare anche queste iniziative pensando che si possono dare messaggi forti, proprio perché c'è il potere di farlo. E chi ha il potere di farlo è giusto che lo faccia. E se posso, è ovvio e semplicemente mi stringo attorno alla famiglia, agli amici di Giulia e a chiunque è stato toccato da questo fatto bruttissimo, da questo omicidio, perché è quello che è. E l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari della Procura di Venezia parla di inaudita ferocia, di un uomo che non ha
la capacità di un ragazzo che non ha la capacità di autocontrollo e che quindi può reiterare il reato. L'hanno detto chiaramente i giudici, bisogna stare attenti e tenere ovviamente in carcere Filippo Turetta, perché è capace di uccidere altre donne. Sentiamo la ricostruzione e il riepilogo di questa ordinanza in un servizio della nostra redazione di Venezia Mestre. Filippo Turetta deve stare in carcere per la sua pericolosità sociale, evincibile dall'inaudita gravità e manifesta disumanità che ha mostrato contro la giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale. Si legge anche questo nelle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Venezia, che evidenzia anche come sussista il pericolo che il 22enne reiteri condotte violente verso altre donne. Per il giudice, inoltre, l'inaudita ferocia nei confronti di Giulia ne dimostra anche la totale incapacità di autocontrollo. Ma la misura della custodia cautelare in carcere è necessaria anche per il rischio di alterazione delle prove, dato che, si legge ancora, l'indagato ha abbandonato il cadavere in un luogo impervio per evitare che venisse ritrovato, rendendo più difficoltoso l'accertamento della dinamica del fatto. E visto che ha fuggito per giorni fino all'arresto in Germania, sussiste infine il pericolo di fuga. Dalle carte emerge poi una nitida volontà di uccidere, un'aggressione che è avvenuta in 2 fasi. I ragazzi avevano trascorso parte del pomeriggio al centro commerciale di Marghera cenando al McDonald's, dove tra l'altro era stata Giulia a pagare, come dimostrano i resoconti bancari. Poi si sono diretti a Vigonovo ed è stato lì, nel parcheggio a 50 metri dall'abitazione della ragazza, che è avvenuta la prima aggressione. Turetta l'ha colpita a calci mentre era a terra, tanto da farle gridare "mi fai male", come riportato da un residente che ha assistito alla scena e chiamato le forze dell'ordine. Sono le 23:18. È qui che sono state trovate tracce di sangue e un coltello da cucina di 21 centimetri senza manico, oltre che un'impronta di scarpe sporca probabilmente di sangue. Poi Giulia viene costretta a salire in auto, la bocca tappata dallo scotch, e si dirige nella zona industriale di Fossò. Dalle immagini delle telecamere qui si vede Giulia che, ferita ma non gravemente, riesce a fuggire. Turetta però la insegue scaraventandola a terra, facendola cadere all'altezza del marciapiede, dove sono state poi trovate le chiazze di sangue, capelli e un pezzo di scotch. Poi il silenzio. A quel punto il 22enne la muove, va a prendere l'auto e carica la ragazza probabilmente nel sedile posteriore, iniziando la sua fuga. Sono le 23:40. Per 22 minuti Giulia ha cercato di difendersi in ogni modo, ma la furia del suo assassino è stata più forte. Credo che il procuratore stia facendo il lavoro che deve fare, noi lo rispettiamo e non possiamo che restare nella condizione di attendere i primi accertamenti non ripetibili che saranno effettuati e poi con calma tutto quello che verrà. Ci sarà un tempo per tutto. Io direi di essere prudenti, tranquilli, aspettarli. Noi siamo qua per arrivare l'ho detto più volte anche in casa, ad avere una sentenza giusta per Giulia. Intanto è stata trasmessa in Germania la richiesta delle autorità italiane di consegnare Turetta al nostro paese, mentre lui resta in una cella di isolamento come modalità di detenzione consueta per i detenuti in custodia cautelare in Germania. Era talmente innamorato che le ha fatto pagare anche l'ultima cena, no? Una roba da matti, incredibile. Incredibile. In regia Italo Morao e Alessandro Granziera. Andiamo avanti con altra cronaca. Ci colleghiamo con Chiara Gaiani da Teolo perché c'è stata un'esplosione, 2 morti. Dici tutto, Chiara. Direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, mi trovo a Teolo, in via Rialto. Siamo a ridosso dell'abbazia di Praglia. La villetta che vedete alle mie spalle è una bifamiliare, la villetta bianca con le imposte rosse. 2 le persone rimaste vittime, intossicate probabilmente durante la notte. Si tratta di mamma e figlio. La donna di 90 anni, anziana, ma i vicini raccontano insomma ancora piuttosto in gamba, il figlio 60enne che
che viveva con lei e faceva un lavoro notturno. Diciamo che il forte odore di gas i vicini hanno già iniziato a sentirlo durante la notte, hanno provato a chiedere notizie all'ente del gas e poi anche in comune, mai avrebbero pensato che potesse provenire appunto dalla villetta che vedete proprio alle mie spalle. Intorno alle 10 qui sono intervenuti i vigili del fuoco, sono entrati in casa e hanno trovato i 2 corpi già senza vita. C'è un viavaio ovviamente di forze dell'ordine, i carabinieri sono presenti qui con la scientifica, ci sono i vigili del fuoco, la polizia locale ha bloccato l'accesso a questa strada. Il vicino ci ha detto: potevamo raccontare una storia ancora più terribile di questa, ho avuto paura che qui potesse esplodere tutto. I nomi per ora le forze dell'ordine non ce li stanno ancora dando, ripeto, si tratta di una donna di 90 anni e del figlio di 60. Ecco, direi che se ci sono altri aggiornamenti vi richiedo la linea, per ora queste sono le notizie qui da Teolo. Grazie molte a Chiara Gaiani. Vediamo un servizio dove si parla, andiamo conto della condanna di un 17enne nel Vicentino. Vediamo il servizio. Un 50enne di Battaglia Terme è stato condannato a 2 anni e 6 mesi con rito abbreviato per aver perseguitato una 17enne del suo paese. Lo scorso 13 maggio l'uomo infatti era arrivato a sferrare una martellata alla spalla della minorenne dopo un breve inseguimento, minacciandola anche di morte. Il giudice ha così deciso di convalidare la custodia cautelare in carcere, viste le accuse pesanti di stalking, lesioni volontarie, tentate percosse, minacce e porto illegale di martello, coltello e altri strumenti atti ad offendere. Il 50enne era stato denunciato anche lo scorso marzo dopo che aveva minacciato anche il papà della 17enne che aveva preso di mira e che era stata costretta per tutto quel periodo ad uscire di casa scortata per paura che l'uomo la minacciasse o le facesse del male. Allora esce dal carcere dopo aver scontato una condanna per rapina e viene subito espulso per un 52enne tunisino, e qui dovremmo avere delle immagini, irregolare, detenuto fino a ieri nel carcere 2 Palazzi di Padova. È stato disposto dal questore il trasferimento al centro di permanenza e rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. Si tratta del 200° provvedimento di collocamento presso un CPR adottato dall'inizio dell'anno ad oggi dalla questura di Padova. Il tunisino è entrato in Italia nel 1995, tra il 2014 e il 2018 era stato ritenuto responsabile di svariate rapine. Molti migranti sulla base dei provvedimenti dell'accordo tra Italia e Albania appena siglato saranno invece trasferiti in nuovi centri di rimpatrio proprio a Tirana. E intanto forza la porta calci ed entra nel supermercato per rubare generi alimentari e materiale elettronico. È stato arrestato dai carabinieri. Sentiamo Luisa Bertini. Arrestato in flagranza per furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale, un 24enne cittadino italiano gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. L'uomo verso l'1 di notte si era introdotto nel supermercato di Viale della Pace. Dopo aver forzato a calci una porta, si è impossessato di generi alimentari e materiale elettronico per un valore di circa 1.000 euro. Mentre tentava di dileguarsi è stato sorpreso da una guardia giurata che ha allertato il 112. I militari lo hanno rintracciato a poca distanza mentre cercava di nascondersi. Una volta raggiunto dai carabinieri ha tentato di opporre resistenza per guadagnarsi la fuga, è stato bloccato e arrestato. I ladri non danno tregua e ci sono stati nel Bassanese furti a Tezze e a Cartigliano. Sentiamo Vanessa Banzato. Come ogni anno, purtroppo, nel periodo tra novembre e dicembre si ripresenta anche nel nostro territorio la questione decisamente fastidiosa dei furti in abitazione. Conferma, sono stati diversissimi colpi che sono stati messi a segno in tante case tra Tezze sul Brenta e Cartigliano. A proposito, mi trovo assieme al sindaco di Cartigliano, Germano Racchella. Sindaco, la situazione a oggi com'è? La situazione ad oggi è un po' preoccupante.
anche perché i furti non avvengono soltanto nelle ore serali o all'imbrunire come lo era di consueto, ma anche al mattino. Qui a Cartigliano la settimana scorsa abbiamo avuto ben 2 furti alle 10 di mattina. Dunque è una situazione preoccupante, un fatto da tenere veramente sotto controllo. Già Cartigliano è fortunato perché ha un'assidua presenza dei carabinieri, che li devo ringraziare, che tutti i giorni li vediamo transitare nelle strade del nostro comune. Però dobbiamo trovare anche altri metodi, altri modi per tutelare i nostri cittadini. Anche noi avevamo partecipato al bando indetto dalla prefettura per aumentare la videosorveglianza, ma purtroppo siamo stati ammessi ma non finanziati. Vorrei fare un appello appunto al governo di investire su queste cose a tutela di tutti noi. Soltanto una cosa dico ai cittadini: se vedete un'auto o delle persone che non conoscete, che avete qualche brutta sensazione, non esitate, chiamate immediatamente il 112 e l'intervento delle forze dell'ordine sarà immediato. Questo ci serve a tutela nostra, non solo di noi stessi ma di tutti i cittadini del nostro paese. È un appello proprio che viene fatto, è stato fatto in più occasioni, oggi torna a essere rivolto proprio alla cittadinanza, perché sia effettivamente cittadinanza attiva. Tra l'altro la cosa ancora più preoccupante, Sindaco, lei me lo può confermare anche, è che queste persone entrano in casa anche a volte se ci sono i proprietari in casa. Sì, questa è una cosa micidiale, entrare in una casa di un altro, mettendo in pericolo anche le stesse persone, perché è capibile anche la reazione di chi ci abita. All'interno della casa, dunque può succedere veramente di tutto. Noi a proposito di questo faremo anche il 27 di questo mese un incontro con i cittadini e le forze dell'ordine che vengono ad esporci eventuali attenzioni che si devono tenere per contrastare questo bruttissimo momento che stiamo vivendo. Ecco, a me viene in mente qualche tempo fa si ventilava appunto il discorso dell'attivazione, mi passi il termine, di cosiddette ronde, più che altro magari un gruppo di cittadini che fungessero da controllori. Potrebbero servire secondo lei? Guardi, come ho detto poc'anzi, purtroppo di sera magari possono servire, ma non solo per i furti ma anche per altre fatti delinquenziali che si susseguono. Al mattino è difficile anche creare queste ronde, anche perché la gente fortunatamente lavora. Una cosa mi preme a dire: noi volevamo fare anche un progetto sicurezza avendo dei pacchetti di videosorveglianza che così i cittadini potevano acquistarli a un prezzo migliore. Però c'è anche la problematica della privacy che va in contrasto nella tutela della propria abitazione. Dunque bisognerebbe rivedere un attimino queste norme sulla privacy, anche perché, permettetemi, stiamo difendendo casa nostra e dunque ci devono dare le norme e gli strumenti per poterlo fare. Rachella, sindaco di Cartigliano, intervistato da Vanessa Bazzato. Vediamo un altro fatto di cronaca grave dalle pagine del Corriere delle Alpi. A Cortina d'Ampezzo una ragazzina palpeggiata dal conducente del bus, è stato denunciato e sospeso dal servizio. I fatti al capolinea di Fiames, acquisite le riprese di bordo, il giudice dispone che l'autista non sia impiegato sul bus di linea. Intanto proseguono i furti di auto, ne è stata rubata una ad Arzignano, ma un uomo è stato denunciato dalla polizia locale, trovato in flagranza di reato ed era peraltro anche senza patente. È stato grazie ai controlli della polizia locale, all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza e al targa system che gli agenti sono riusciti a rintracciare il responsabile del furto di un'auto ad Arzignano. Era stata rubata in un parcheggio e poche ore dopo la denuncia è stato possibile ritrovare l'auto e individuare l'autore del furto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato e sanzionato, risultato inoltre privo della patente di guida perché revocata. Anche in questo caso di microcriminalità, grazie agli importanti investimenti tecnologici fatti in questi anni, in particolar modo sulla videosorveglianza, targa system e ambientale,
La polizia locale è riuscita nel giro di pochissime ore a risalire addirittura ai colpevoli e a ritrovare l'auto che era stata rubata. Questo ci dimostra per l'ennesima volta che siamo sulla strada giusta, bisogna continuare ad investire in queste importanti tecnologie che si dimostrano di volta in volta sempre un validissimo strumento di aiuto alle polizie locali e a tutte le forze dell'ordine. E abbiamo parlato prima della polemica e torniamo alla morte di Giulia Cecchettin, una morte atroce, la polemica tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni. Lilli Gruber aveva detto Giorgia Meloni è espressione della cultura patriarcale e la Presidente del Consiglio ha subito replicato in maniera molto drastica, però c'è stata un'altra polemica qui in Veneto sempre su quanto ha detto Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, sulla cultura dello stupro, il fatto che ci siano famiglie patriarcali all'origine di questi comportamenti. Dichiarazioni che sono state aspramente criticate dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, da cui si sono dissociati però il presidente Zaia, lo stesso presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, Villanova e altri esponenti della Lega. Vediamo il servizio. Dimettermi è perché, francamente, non saprei cosa ritrattare. Ho espresso le mie opinioni senza offendere nessuno. Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi sul sito Affari Italiani rincara la dose dopo la bufera scoppiata ieri per le sue affermazioni contro Elena Cecchettin e da Valdegamberi, eletto nella lista Zaia, poi passato al gruppo misto, si dissocia il presidente della regione, invitandolo a chiedere scusa. Il consigliere Valdegamberi risponde a se stesso e voglio anche ricordare, perché è giusto ricordare ai cittadini, molti ragazzi mi scrivono lo devi cacciare o altre robe del genere. Voglio ricordare che il Consiglio regionale sono consiglieri democraticamente eletti e stanno lì, se non escono dal Consiglio per scelta, stanno lì. Ma intanto la polemica politica si infiamma, troppo comodo per Zaia prendere le distanze dalle dichiarazioni ignobili di Valdegamberi contro Elena Cecchettin, sostenendo che questo consigliere non rappresenta nessuno, ribatte la capogruppo del PD Vanessa Camani, ricordando che Valdegamberi appartiene alla maggioranza che lo sostiene e certe ambiguità di fronte ad un fatto così grave, conclude Camani, non sono consentite. Ma Zaia non arretra. Dovrebbe dimettersi. Ma guardi, io penso che abbia fatto delle dichiarazioni gravissime. Prima di tutto dico dovrebbe scusarsi. Dopodiché sul tema di missioni o altro, questo rientra nella sfera personale delle decisioni personali. Una vicenda che pone ancora una volta Zaia su posizioni opposte e polemiche rispetto a quelle di Valdegamberi, come sul tema del fine vita. La mia posizione è differente da molti di quelli della politica che fanno lezione, ma c'è un piccolo particolare. Io sono a bordo campo e ricevo le richieste di malati terminali che in base a una sentenza della Corte Costituzionale chiedono di poter aver somministrato il farmaco. Chi parla sta semplicemente in tribuna a guardare la partita al caldino. Allora, sentiamo quali sono le parole di Elena Cecchettin, quelle che hanno proprio suscitato questa polemica. È stata intervistata da Ilaria Mura, vediamo. Mea culpa, anche chi non ha mai fatto niente, anche chi non ha mai torto un capello. Io sono sicura che nella vostra vita c'è stato almeno un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio, come la chiamano. Non va bene, fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici, perché da voi deve partire questo, perché noi donne possiamo imparare a difenderci, ma finché gli uomini non fanno un esame di coscienza e non si rendono conto del privilegio che hanno in questa società, non andremo da nessuna parte. Non andremo da nessuna parte, ha detto la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, e di Giulia si è parlato molto anche ieri alla festa della Madonna della Salute. C'era il Monsignor Francesco Moraglia che è stato intervistato da Lorenzo Maier, poi sentiremo le sue parole. C'era anche il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, sentiamo cosa ci ha detto. E la liturgia di oggi del patriarca Moraglia è stata davvero centrata
sulla donna, sulla salute sulla donna, sul rispetto della donna, e credo che sia un tema che dobbiamo coltivare ogni giorno, anche per essere vicini alla famiglia che ha perso la povera Giulia. È la prima festa della salute per Michele Di Bari, prefetto di Venezia da nemmeno un anno, ed è una festa profondamente segnata dal barbaro assassinio di Giulia Cecchettin e più in generale dalla tragedia dei femminicidi. Un omicidio, quello della studentessa universitaria di Vigonovo, che ha colpito anche per essere maturato in un ambiente di giovanissimi. La violenza purtroppo non ha età, la violenza si insinua in determinate persone e noi dobbiamo contrastare a tutti i costi, con tutte le nostre forze, anche attraverso percorsi culturali incisivi, perché questi episodi tragici, spaventevolmente tragici, non avvengano più. È preoccupato, questo è dal suo osservatorio. Secondo lei c'è un imbarbarimento della società in questo senso? Io credo che ci sia non un imbarbarimento, ma alcune situazioni che vadano davvero seguite, perché attraverso soltanto un'azione di prevenzione forte noi possiamo evitare questi fenomeni deprecabili. E ieri un marocchino ad Erba in Lombardia ha gettato dell'acido sul volto della fidanzata 23enne. Altro caso di cronaca grave, oggi a Milano in piazza Scala un nordafricano cerca di abusare di una donna. Non c'è giorno senza che non ci siano episodi di violenza contro donne di tutte le età. Dicevamo, abbiamo intervistato in esclusiva anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Sentiamo cosa ha detto al nostro Lorenzo Maia. Il dramma dell'assassinio di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta è risuonato forte anche nelle parole del patriarca Monsignor Francesco Moraglia durante la festa della Madonna della Salute in Basilica. Il patriarca ha ricordato durante la messa di aver ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza da tutta l'Italia, stamattina anche dalla Calabria, e riproposto invece l'esempio di Maria, a conferma di come la figura femminile debba essere un cardine della nostra società e del dono della vita. Di Giulia, il patriarca, ha parlato ieri sera a cuore aperto anche ai giovani. Viviamo un periodo difficile, le guerre ci preoccupano, quelle maiuscole perché sono più vicino a noi e forse anche focolai potenzialmente più di guerre internazionali, ma ci sono tante guerre che non conosciamo. Poi queste situazioni che viviamo anche come società italiana, in cui le donne vengono trattate come oggetti, ecco, e questo è un problema per noi tutti, perché vuol dire che non siamo ancora una società in cui il rispetto e l'amore e la verità riescono a stare insieme. Ieri il patriarca ha parlato ai giovani. Sì, erano più di 1000 giovani, è stata occasione per una riflessione sulle domande che Gesù pone, partendo proprio dal Vangelo di Giovanni, ma anche è stata occasione per poter parlare a loro a cuore aperto di questa vicenda così triste che ha segnato non solo i nostri territori, ma tutta l'Italia. Ed è stata anche l'occasione, la festa della salute, della Madonna della Salute, per sentire anche i fedeli sulla morte di Giulia Cecchettin. Dove siete? Vigonovo. Sa che oggi Monsignor Moraglia ha parlato proprio di Giulia, ha ricordato i 103 femminicidi che ci sono stati. Bene, mi fa piacere, cioè, non so neanche cosa dire, perché è una tragedia che continua da troppo. L'assassinio di Giulia Cecchettin e il dramma dei femminicidi sono stati al centro del messaggio del cardinale Monsignor Francesco Moraglia in occasione della festa della salute, e tra i fedeli giunti a Venezia da tutto il Veneto c'è anche chi, come questa signora, è arrivata proprio da Vigonovo. Conoscevo la mamma perché abbiamo le ragazze della stessa età, la mia grande ha fatto anche un primo anno con Elena ed erano ragazze meravigliose, una famiglia straordinaria, veramente, e si è visto, credo. Il messaggio di amore e di rispetto che arriva dalla Chiesa incontra l'apprensione e l'inquietudine dei fedeli per una realtà che genera più di un'apprensione, in questo caso per le nuove generazioni. C'è molta crudeltà in questo periodo, troppa. Bisogna fare qualcosa per fermare. Bisogna stare dietro ai ragazzi, altrimenti sono lasciati liberi di fare quello che vogliono.
è un problema. Però delle volte danno anche la colpa alle famiglie, ma alla fin fine la famiglia insomma non c'entra nulla, perché non penso che un genitore insegni al figlio di fare certe cose. Non è la colpa di chi? Delle famiglie, dei media, dei telefonini? Di tutto, della società, di internet, di troppe concessioni, di poca rigidità e insegnamento nelle famiglie, zero interessamento della scuola, di tutto. E purtroppo è la nuova società che avanza. E con i registi Italo Morao e Alessandro Granziera andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito con voi. Finora pochi interventi e poche risorse per combattere la violenza alle donne, ha detto Lucia Annibali, che nel 2013, ricorderete, fu sfregiata da 2 sicari mandati dal suo ex fidanzata, venne sfregiata con l'acido, poi divenne anche parlamentare. Sentiamo cosa ha detto nel programma Metropolis del gruppo Gedi. Sicuramente è preferibile forse un po' di rumore, un po' non di parole, di espressioni, di pensieri, perché di questi minuti di silenzio ne abbiamo ascoltati tanti, a volte anche fuori luogo, a volte anche forzati. Secondo me quello che ancora non si comprende appieno è che la violenza maschile sulle donne deve essere affrontata non sulla scorta dell'emotività o lanciando proposte o facendosi venire in mente delle idee in base alle caratteristiche, no, del singolo caso di cronaca che magari ci colpisce più di un altro, ma deve essere affrontata a tutto tondo, cioè ci sono tante le cose che bisogna fare per occuparsi di violenza maschile sulle donne. Le scuole certamente con la prevenzione, ora vediamo questa educazione sentimentale, in che cosa consisterà, ma io mi chiedo anche chi la farà questa educazione sentimentale, perché poi si presume che chi farà l'educazione sentimentale si spera a sua volta risolto, no? Da un punto di vista delle relazioni affettive. Sì, certo, questo sì, però insomma qui si tratta soprattutto di cominciare, perché altrimenti non si finisce più, capito? Poi sì, certo, i docenti devono essere adeguati, però insomma intanto cominciamo. Sì, ma ci sono tante cose che si possono fare coinvolgendo le scuole, quindi attraverso dei progetti, attraverso dei bandi. La verità è che i ministeri tra loro di riferimento dovrebbero tutti lavorare all'interno di un grande piano strutturato contro la violenza maschile sulle donne, perché questa era Lucia Annibali, che si è sottoposta a decine di interventi chirurgici, maxillofacciali, per ricostruire un volto che era stato devastato dall'acido. E di violenza contro le donne e come combatterla ha parlato Anna Chiara Sarto della Onlus Protection for Child. Sentiamo. Credo che anche i fatti di cronaca ci suggeriscano quanto sia importante non solo indignarci di fronte ai fatti che sono accaduti, che accadono quotidianamente in Italia e anche all'estero, ma che sia importante fare qualcosa. Quindi l'indignazione come primo passo verso una promozione di una cultura di parità di genere da ogni punto di vista, partendo dalle scuole, continuando con i genitori, continuando per le famiglie. Io credo che sia importante dare messaggi di questo tipo e soprattutto fare azioni concrete, tangibili, che possano promuovere una cultura contro gli stereotipi di genere e la cultura dello stupro. Ecco, si sta molto parlando di giovani, no? Quest'oggi. Che cosa si può fare? Tu sei una ragazza giovane, mi permetto di darti del tu. Che cosa si può fare per i ragazzi? Ed è così diffusa tra i giovani questa cultura, secondo te? La cultura dello stupro, che è così che va chiamata perché è il suo nome, ma anche la cultura degli stereotipi di genere, è una cultura che sì, è diffusa tra i giovani, i fatti ce lo confermano, non solo i fatti recenti, ma anche gli stupri di gruppo, gli abusi di gruppo che avvengono per esempio al di fuori delle discoteche o non, quindi è una cultura diffusa. Noi siamo cresciuti e cresciute con gli stereotipi di genere, basta pensare quando
andiamo in un negozio che ci sono determinati colori per il maschio, determinati colori per la femmina. Questi sono gli stereotipi di genere da cui poi parte e si forma la violenza di genere, quindi è presente. Noi abbiamo fatto dei progetti di sensibilizzazione contro la violenza di genere e vediamo come questi progetti siano apprezzati nelle scuole, perché sono i ragazzi e le ragazze che ci fanno capire di quanto ci sia bisogno di trattare questi argomenti, e quindi siamo qui anche per questo. Allora, violenza di genere, 40 fascicoli in 5 settimane a Belluno proprio sulla violenza. Sentiamo la procuratrice di Belluno, intervistata da Tiziana Bolognani. Dottoressa Gallego, l'episodio di questa giovane, di Giulia Cecchettin, è balzato all'onore della cronaca non solo per la drammaticità dell'evento ma anche per la giovane età della ragazza. È un fenomeno assai diffuso anche in provincia di Belluno. Assolutamente sì. Anticipo quello che poi dirò nel mio intervento. Il mio monitoraggio prima di arrivare qui delle ultime 5 settimane di segnalazioni di codici rossi in procura vede un numero di iscrizioni per questi reati pari a 40 fascicoli aperti nelle ultime 5 settimane, dallo stalking ai maltrattamenti, alle lesioni, alla violenza privata, alle violenze sessuali. Di questi 40 fascicoli, 37 vedono come parti offese donne, 3 vedono come parti offese individui di sesso maschile che sono andata a vedermi essere 2 disabili e un bambino di 8 anni maltrattato dal padre. Questi sono dati oggettivi, questi sono i dati di fatto. Non sono, come dire, non facciamo un salto logico, non sono 40 colpevoli, ma sono sicuramente 40 segnalazioni che rispetto a questi reati vedono una netta distinzione di genere. In nessun'altra tipologia criminale troviamo questa netta differenziazione. Se io vado a vedere le rapine, se vado a vedere i furti, se vado a vedere le truffe, non c'è questa differenziazione. In questi reati c'è. C'è, è evidente, balza all'occhio come emergenza anche dal punto di vista dell'età, dottoressa Gallego. Ci sono differenze d'età oppure questo episodio, l'episodio di Giulia Cecchettin, porta alla luce un disagio e una situazione, un fenomeno che sta interessando anche la fascia più giovane? Allora, noi abbiamo un monitoraggio, un osservatorio che dà una risposta trasversale, come età, come estrazione sociale, come risorse economiche, come risorse culturali. Io non posso dire che si sia abbassata l'età della vittima potenziale di questo tipo di condotte. Ho fascicoli, gestisco fascicoli, così come lo fanno i miei colleghi, di ragazze molto giovani, anche di signore molto anziane. Non c'è una polarizzazione in questo senso, quantomeno in questo momento. Chiaro che un'età giovane e una fine così drammatica colpiscono e spaventano e turbano tutti, ma il fenomeno è molto più composito, molto più complesso. Sembrava che il codice rosso potesse rappresentare una svolta e invece in questo momento la gente, i cittadini, la società chiede qualcosa di più. Che cosa? Io non so cosa chiedono i cittadini chiedono molte cose, alcuni le chiedono di pancia, altri le chiedono di testa. Io posso dire quello che chiedo io, che mi occupo da 28 anni di questa materia: più forze dell'ordine, più risorse, più braccialetti elettronici, più specializzazione all'interno degli operatori delle forze dell'ordine per approcciare questo tipo di problematiche. Non è solo la sensibilità,
è proprio la preparazione tecnica che certe volte purtroppo manca per il trasferimento degli operatori, perché vanno in pensione, perché devono essere riassortiti in un numero adeguato alla spinta criminogena di una data realtà. Sono 105 le donne uccise da uomini violenti dall'inizio del 2023 in Veneto. Vediamo il titolo della tribuna online, la tribuna di Treviso: femminicidi Giulia, Anica, Wilma e le altre. 7 le donne venete uccise dall'inizio dell'anno. I sindacati dicono: è il momento che tutti noi ci prendiamo le nostre responsabilità. E gli studenti hanno fatto molto, hanno sfilato nelle grandi città, imponente la marcia l'altra sera nel centro di Padova, erano in 15.000 a ricordare Giulia, e invece a Treviso, fuori dai cancelli dell'Istituto Mazzotti, un'iniziativa spontanea con ragazzi che hanno portato i loro pensieri e le loro riflessioni contro la violenza. Dobbiamo comunicare di più e si spera che questa comunicazione prosegua anche quando i riflettori su questa tragedia si saranno spenti. Una volta i principi salvavano le principesse, ora le uccidono. Ciao dottoressa Giulia, continua a splendere anche da lassù. Parole e piccoli segni fuori dai cancelli dell'Istituto Mazzotti in Viale Europa a Treviso, dove il pensiero di Giulia è diventato tra studentesse e studenti quasi un'urgenza. L'iniziativa è partita spontaneamente parlando in classe con la prof di italiano. È venuta fuori questa idea collaborando anche con le altre classi che poi sono venute a conoscenza tramite prof e appunto la presidenza. E niente, questo appunto è un memoriale per ricordare le vittime di femminicidio e Giulia. Una storia, quella della ragazza di Vigonovo, che ognuno ha elaborato a modo suo, guardando in faccia la violenza. Infatti la prima cosa che ho pensato è che la paura aumenta di giorno in giorno, soprattutto nell'uscire di casa di sera. C'è poca fiducia nella conoscenza con le persone e ogni volta c'è il terrore di non fidarsi della persona che ami o che comunque ti ha amato, e è difficile pensare a una persona che ti possa fare del male. Per Giovanni, 18 anni compiuti, ci sono delle parole d'ordine che devono riguardare tutti, al di là dell'età e del genere. Forse bisognerebbe insegnare appunto a imparare a comunicare meglio, sia dal punto di vista verbale ma anche nei rapporti tra le persone. Comunicare e insegnare soprattutto. Insegnare il rispetto verso gli altri, verso le altre persone, verso le persone che si amano. L'amore consiste in un paio d'ali e non in un lucchetto. L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide. E sempre nel ricordo di Giulia Cecchettin, oggi a Padova, la festa della Polizia Locale al Centro Culturale San Gaetano. Sentiamo Francesco Rattai. Siamo di fronte al San Gaetano a Padova perché oggi si celebra la 155esima giornata della polizia locale, gli agenti che pattugliano le nostre strade. Un momento di riflessione sui dati, sull'operato appunto della polizia locale, ma anche un momento di riflessione più in generale sulla violenza di genere nei confronti delle donne. Abbiamo sentito il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e il comandante della polizia locale, Lorenzo Fontolan. Un incontro importante oggi per festeggiare la figura della polizia locale che molte volte che è vicina ai cittadini. È il primo contatto col cittadino con l'amministrazione comunale, per lui è un valore importantissimo. Oggi è la loro festa, sono molto contento, sono molto bravi. Un primo contatto, lo diceva lei, nei confronti dei cittadini, anche per quanto riguarda le violenze domestiche, che poi sono quelle che portano alle tragedie che conosciamo in questi giorni, che conosciamo da sempre, ma in questi giorni sono molto presenti nel dibattito.
loro intervengono spesso volentieri anche per queste cose. Io veramente, al di là, non voglio adesso fare discorsi, ma io penso che la famiglia sia un obbligo di educazione, di formazione, rispetto per tutti, in particolare per le donne e i bambini. Per cui io spero che questo episodio poi costruisca una partenza ulteriore per far sì di questa vergogna, perché quest'anno è aumentata ulteriormente i femminicidi e non è possibile. Su questo fronte noi anche in passato ci occupavamo delle cosiddette violenze intrafamiliari. In questo momento, diciamo ancora dalla scorsa estate, noi ci stiamo organizzando e specializzando anche per far fronte in modo più professionale che in passato a questa tipologia di fatti criminosi, ma comunque di fortissimo allarme sociale che interessano la società. Parliamo delle violenze di genere, parliamo di codice rosso. E le tensioni e le violenze sono indiscutibilmente favorite dalla povertà, dalle difficoltà economiche delle famiglie. C'è un rapporto della Caritas che conferma che il numero dei poveri è in continuo aumento. 51,9%, una persona su 2 delle 445 che si sono rivolte al centro diocesano di ascolto della Caritas di Padova. È il numero di quanti per la prima volta hanno varcato la soglia per chiedere aiuto. 445 persone che sono entrate nello sportello di via Bonporti, 1481 quelle che hanno fatto il loro ingresso nei 38 sportelli aperti da volontari in 26 vicariati della diocesi. Un numero che preoccupa la Chiesa di Padova, segnale di come le situazioni di disagio stiano crescendo. Casa, soldi, lavoro, le richieste al centro diocesano di ascolto. Il 78% delle persone che chiedono aiuto sono uomini, stranieri senza fissa dimora o con alloggi di fortuna. Il 60% di chi si è rivolto ai centri di ascolto dei vicariati invece è donna, sposata, di nazionalità sia italiana che straniera. Ma qui crescono anche gli over 65, un lavoro precario o la mancanza di lavoro. Problemi legati all'invecchiamento precoce sono quelli che tra i 55 e i 64 anni aumentano le probabilità di vivere nella marginalità. Se la fotografia restituisce il ritratto di nuove povertà, continuano anche i vari progetti di sostegno, dallo sportello disagio finanziario, che ha aiutato 2 diverse situazioni con il prestito di sostegno sociale, all'aiuto concreto sul fronte dell'emergenza casa, con i 6 appartamenti messi a disposizione da 4 parrocchie cittadine che hanno accolto in un anno 25 persone. Il servizio di Chiara Gaiani è sull'aumento delle nuove povertà. Sentiamo una Vox Populi raccolta da Sharon Di Carlo. Se cerca di spendere meno soldi, se tira un po' indietro sulle spese. Per esempio su cosa? Ma un po' sul mangiare, un po' sul vestire, che tanto gli armadi sono pieni e non serve continuare a comprare. Il riscaldamento si abbassa un po'? Sì, ma dopo io stufa a legna sì. È già attrezzato? Sì, sono attrezzato. Per esempio a che cosa rinuncia? Mangiare no, perché roba di orto, roba cosa che se rangiamo. Non dare fuori a mangiare con gli amici, ecco. No. Cos'è che non comprate o comunque che fate attenzione a comprare oggi? Beh, superfluo, ovviamente. Insomma, anche nel vestire, molto caro che il vestire, un po' tutto, è cresciuto parecchio tutto. Come si fa oggi ad arrivare a fine mese? Beh, non è semplice, però penso, per chi ha l'orto, per dire qualcosetta, aiuta, no? Adesso magari d'inverno un po' meno, però penso che sia un problema per molte famiglie anche che non lo danno a vedere. Invece lei abbasserà un po' il riscaldamento per risparmiare questo inverno? Certo, questo lo sento anche da altre persone, si cerca di vestirsi anche un po' di più, ma insomma, e quindi stare un po' più attenti. Guardo, devo stare più attenta, quello sì, sto attenta su tutto quanto. Ma e l'affitto pesa oggi sulle spalle dei cittadini? Sì, penso proprio di sì, perché dopo la pensione tu devi, ecco, proprio adesso guardavamo il conto che aveva, posso fare questo? E com'è andata questa? Mi ha detto, un po' tanto così. Si fanno i conti oggi? Sì, tutto quanto, non si può uscire e fare così le spese così a caso. A me
fermo, dici che è un disastro? Da che punto di vista per lei? Tutto per tutto, qua non ti puoi avvicinare da nessuna parte, che è tutto un disastro, prezzi alle stelle e senza, come si può dire, senza senso, dice? Senza senso, proprio così, di gusto di aumentare i prezzi, gusto qualsiasi cosa così. Per la serie Costretti a stringere la cinghia, andiamo in pubblicità altri 2 minuti e poi siamo di nuovo qui. E torniamo nella splendida Bassano del Grappa, dove non c'è ancora nessuna notizia dell'ascensore di Prato Santa Caterina, ma qualcosa trapela. Si valuta un adeguamento dei prezzi, ma il costo potrebbe salire fino a €1,5 milioni di euro. Il servizio di Ferdinando Garavello. L'ascensore di Prato Santa Caterina è fermo nel bel mezzo del guado. Un passaggio insidioso del quale non si vede il fondo e che rischia di far affogare il progetto nel fiume scuro e limaccioso dei costi delle materie prime, delle gare, del tira e molla fra comune e privati. Insomma, un pasticcio che al momento blocca con le 4 frecce quello che doveva essere il gioiello della corona dei 5 anni di amministrazione Pavan. Sono passati più di 2 mesi dalle ultime novità sul progetto, che si è impantanato fra l'aggiudicazione della gara e l'affidamento dei lavori. I fatti sono ben noti, con una decina di aziende che si presentano alla gara proposta dal comune e solo una che partecipa attivamente. E poi salta fuori che forse il prezzo è troppo basso e non è sostenibile. Pare inoltre che il privato si sia tirato indietro. Sembra che non si sia trovato un accordo con il pubblico per un adeguamento. Il risultato comunque non cambia e l'ascensore non decolla, restando saldamente sulla carta dei progetti. Non è dato sapere cosa sia accaduto in questi 2 mesi e quali trattative siano state portate avanti. Poi, quando pare che ci sia un accordo in ballo fra le parti, si fa strada prepotente l'ipotesi di una nuova gara. Sì, avete capito bene, una gara nuova di zecca con nuovi prezzi, il che vuol dire che quella vecchia è da cestinare e che bisognerà ricominciare da capo, con buona pace di chi pensava di poter salire sull'ascensore già alla fine di quest'anno o nella prossima primavera. I tempi? Chissà. Ci sono da aggiornare i prezzi e questo potrebbe essere piuttosto complicato perché questa tabella va applicata scegliendo un prezzario già esistente. Ovvero, secondo alcune fonti, potremo addirittura salire a €1,5 milioni di euro di costo complessivo oppure rimanere qualche decina di migliaia di euro più in basso. Insomma, più che sull'ascensore di Prato Santa Caterina, sembra di essere sulle montagne russe. Le montagne russe. E intanto non ci sono notizie di iniziative contro il degrado del sacrario di Asiago, che è da tempo in stato di abbandono. Sentiamo. Il sacrario dell'Eiten, che raccoglie le spoglie di migliaia di caduti della Prima Guerra Mondiale, versa in condizioni pietose ormai da anni. La struttura è chiusa e ne sono nate delle polemiche roventi perché anche in occasione delle celebrazioni del 4 novembre l'ossario non ha potuto accogliere autorità e cittadini. La faccenda approda sulla scrivania del ministro della Difesa grazie a un provvedimento del deputato Eric Pretto. Il sacrario di Asiago versa in condizioni assai precarie, tanto che è stato chiuso per motivi di sicurezza durante la scorsa estate. Nonostante sia stata già fissata una cifra importante pari a €4 milioni per la sua ristrutturazione e valorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ancora in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Importanti appuntamenti sono all'orizzonte. Per l'altopiano e il Veneto in generale sarebbe un peccato presentarsi a questi eventi con un sacrario in condizioni pietose. Ho quindi deciso di presentare un'interrogazione al Ministro della Difesa per capire quali siano i suoi intendimenti circa l'inizio dei lavori, dato che si avvicinano delle scadenze molto cruciali per il territorio vicentino, quali ad esempio la Adunata Nazionale degli Alpini, che è prevista per il 2024, momento in cui sarà importante avere questa struttura nel pieno della sua funzionalità. E si incominciano a vedere in tante città del Veneto le prime luci per le festività natalizie. Anche a Bassano del Grappa ci sono tante luminarie, ma restano zone d'ombra in città. Sentiamo riguardo a questo degrado cosa dice Alex Giuliano.
Bassano si prepara a farsi bella, a farsi fotografare. Alle mie spalle il nuovo albero di Natale, l'abete che campeggia in Piazza Libertà. Pensate che l'anno scorso sono state oltre 500.000 le foto del Natale della piazza di Bassano pubblicate sui social. Ebbene, quest'anno l'abete arriva da Rozzo, gli operai sono al lavoro e i preparativi per rendere ancora più accogliente il centro storico di Bassano fervono. Le casette, già aperte da qualche giorno, contribuiscono a creare quell'atmosfera da cartolina. Tuttavia le luci del centro storico non possono lasciare al buio quello che è un quartiere importante di Bassano, Angarano. Qui la cartolina del Natale rischia di essere solo una cartolina scarabocchiata. E lì a due passi c'è il Ponte Vecchio, ripulito dalle ragnatele ma ancora ferito. Il buco aperto sulla stilata è destinato a restare lì ancora per diversi mesi. Via Volpato è da tempo, troppo tempo, imbrattata. La spiaggetta di via Pusterla è chiusa e abbandonata a se stessa, per non parlare delle attività commerciali in difficoltà o dei locali sfitti. Insomma, è pur vero che ogni cartolina ha un retro, ma è proprio lì, sul retro, che si mette la firma del mittente, che in questo caso è quella di un'amministrazione comunale distante da Angarano, molto più di quei 650 metri che separano il quartiere da via Matteotti. Non è tutto oro quello che luccica, si usa a dire, servizio di Alex Giuliano. Stasera torniamo ovviamente sulla grande attualità con focus alle 21:15, quindi vi aspettiamo, torneremo per gli ultimi sviluppi della tragedia di Giulia Cecchettin. L'ex fidanzato Filippo Turetta sarà estradato tra giorni perché è arrivato proprio oggi il sì della magistratura tedesca. Grazie molte ai registi Italo Moravo e Alessandro Granziera e buona giornata, arrivederci.